Amici bellini, di cosa parlare? Nel senso che ci sono due cose che mi hanno colpito oggi. Il premio Fair Play a Lautaro e le parole di Nainggolan, che insomma parla di McTominay, parla anche di altra gente, l'hanno lasciato a ruota libera e ha detto una serie di cose false, poi tra l'altro sbagliate, perché uno l'opinione la può tenere e noi dobbiamo accettarla, ma le cose false no. Cominciamo? Poi controlliamo, perché mentre registro magari qualcosa arriva e succede, quindi siamo pronti a controllare fino alla fine. Infatti a fine video Nainggolan risponde: do il benvenuto a Francesco Partenopeo Doc, do un abbraccio mantengo il riservo, non lo so, e ringrazio tutti quanti voi perché siete carini con la vostra interazione, con i vostri like, siete straordinari. E nulla, domani ci sarà la conferenza di Conte, quindi ne sapremo di più. Ho letto tutte le vostre ipotesi di formazione, sono molto interessato e incuriosito dalle possibilità che ha il Napoli. Elmas addirittura titolare, qualcuno diceva, sulla sinistra, e passi al 4-3. Lo vedremo, lo capiremo. Ascoltiamo un attimo le parole di Nainggolan, perché vi devo far vedere una cosa. Poi per sfizio a fine video vi consegno anche la scusa. Il fantacalcio è la scusa per parlare del campionato e di vedere le forze. Dice: questo giocatore a me piace molto, ecco perché. Ma le parole di Nainggolan sono queste: a De Bruyne e McTominay, se devi... Ma a me McTominay non piace. Non piace come giocatore. È un giocatore forte, sì, ma tanti giocatori sono forti, se no non giocano a questi livelli. Già il paragone con McTominay, io nel mio prime, Luca, scusami, ma non sono d'accordo. Sì, però c'era troppo dubbio. Ci ha pensato, Per il fantacalcio, perché fa dei gol, ci può stare. Ma anche io ho fatto in una stagione 11 gol, mi sa che lui ancora no, quindi... È vero. Che significa è vero? Tu, un ex giocatore, può anche... Ma chi lo intervista deve sapere le cose. Mi sposto un attimo perché si deve rispondere sempre. No, che c'entra questo? Questo ne abbiamo già parlato. Era interessante, ma adesso stiamo parlando di altro. Oh, look, Nainggolan Prime. Ovviamente il Nainggolan Prime è da considerare quello là del periodo della Roma. Il suo maximum sta qua: 37 partite, 11 gol, 5 assist. Non male per un centrocampista, sicuramente. Ricordiamo anche che qua era Spalletti. Ricordiamo anche che Spalletti lo utilizzava sotto punta. Vi ricordate che io vi dissi magari un Demme sotto punta? Poi Spalletti ha fatto tutte altre cose. Ma a Spalletti piace anche quello là più di forza, meno di fantasia, che faccia il sottopunta. Va benissimo. McTominay non ha mai fatto in una stagione 11 gol. Hai ragione, perché ne ha fatti 12. Questo è il Manchester, perché poi lui dice nel Manchester United non giocava, va bene. Nel Napoli 34 partite, 12 gol e 4 assist, quindi parliamo di 16 contributi al gol in 34 partite. Nainggolan Prime, 16 contributi al gol in 37 partite, quindi già qua ti dovrei sticchiare la libretta e fare fai un complimento. Dici no, è un grandissimo, c'ha un grande impatto. Ci sono dei giocatori che quando poi arriva il paragone dicono no, ma quando mai io ero scarso. Non devi arrivare a dire questo, ma non dirmi che McTominay non ti piace. Però non dire che non ha fatto 11 gol, perché falso, falsissimo. poi gli dice nel Manchester United scarso, non giocava. Sì, magari non giocava titolare, ma comunque fa 32 partite nell'anno precedente e 7 gol e un assist. Non so se vi ricordate che lo utilizzavano anche da prima punta, lo buttavano in avanti perché si era capito la possibilità. Poi non è un fine di ciclo, non è un Lobotka, non è un Modric, non è uno che tocca il pallone a centrocampo, che smista, non è proprio il suo lavoro, non lo deve fare. È importante, allenatore come Conte, capire quali sono le migliori caratteristiche e sfruttarle al massimo. Aveva fatto 7 gol in 32 partite, lo capisci, ti servono gol, ti vai a pigliare McTominay, voglio dire. Quindi comunque in un Manchester United, tra il disastrato e no, lui le sue partite, le sue presenze se le ha fatte, non tutte da titolare, ma comunque mi sembra evidente che stiamo dicendo cose fuori da ogni logica. Nel Manchester United scarso non giocava, perché non è un palleggiatore, perché non è forte tecnicamente, secondo me. Forte tecnicamente? È un giocatore come... perfetto per il gioco di Conte, esatto, con gli inserimenti. Perché c'avevamo come lui faceva giocare Giaccherini. No. Giaccherini era uno che All'inserimento alla Vidal, esatto. Non fa... Sì,
però non ha la qualità. Non ha la qualità, cioè lui lo paragona a Giaccherini, l'altro cerca di apparare un po' alla Vidal, ma comunque al massimo paragoniamo Vidal e Nainggolan, ma non paragonare McTominay a Giaccherini, ti prego. Massimo Giaccherini lo vuoi paragonare a Politano, giocatore di fascia con estro? No. Non è un giocatore che ti distribuisce gioco, non è un giocatore che ti fa prendere la palla e te la mette da una parte. Vidal era anche un gran recupero pallone. Sì, esatto. Insomma, la cosa è più lunga, ma io stendo il velo pietoso, onestamente. Che poi io nel mio fantacalcio abbia preso De Bruyne è un caso, ma non proprio, perché il prezzo di McTominay nella maggior parte delle aste dove ho partecipato io, ovviamente a maggioranza di tifosi napoletani, va più alto degli attaccanti. È inevitabile, perché te ne rendi conto che è stato l'MVP della scorsa stagione a mani basse, ed è normale che venga apprezzato un centrocampista, specialmente se fa il classic, è normale che venga apprezzato quasi quanto un attaccante, perché ti aggiunge dei bonus naturali proprio distinto, ed è normale che sia così. Io ne approfitto per sfizio, per farvi vedere le mie cose. Potete anche lasciare il like e andare, se non vi interessa il mio fanta lo capisco, però è uno sfizio mio personale. Altri amici me l'hanno chiesto, perché guardarsi 2 live di 6 ore ciascuna non è possibile, e facciamo un recap. Questo è il fanta con i miei cugini, dove purtroppo anche lì a busta chiusa, so che non siete magari degli amanti del fanta a busta chiusa, ma quando uno sta all'estero gli altri non si riescono a incontrare, è l'unica soluzione, e le prime buste non sono andate bene. Io sono riuscito a prendere solo 3 giocatori, a differenza della busta chiusa con gli amici bellini abbonati, dove mi sono mosso abbastanza bene. Alcuni li punti forte, alcuni fai la scommessina. Qua non si poteva puntare a uno, si deve partire dal valore parametrizzato, il valore di fanta, così. Quindi praticamente non puoi comprare nemmeno le scartine a uno, non puoi individuare un giocatore che magari non tutti puntano e risparmiare così da puntare forte sugli altri. Insomma, nella prima tornata io sono riuscito a prendere solo Di Gregorio e Sommer, quindi già malissimo, perché io volevo Di Gregorio e ho puntato forte, e poi ho puntato il minimo indispensabile per Sommer sperando che qualcuno non ci puntasse, e non ci hanno puntato. Quindi io ho preso i 2 portieri forti della cosa. Poi vedete anche gli altri, perché in questa lega il presidente decide che si devono avere 6 portieri, quindi tu punti solo sui titolari e gli altri 2 ti arrivano di ufficio. Ecco perché poi Meret va a prezzi altissimi. E insieme a questi qua, nella prima busta mi pare che ho beccato solamente con Seisao, che è uno di quelli che ho puntato in vari fanta, perché comunque centrocampista che però gioca in avanti con il dribbling, può portare dei bonus. E alla fine mi sono dovuto buttare forte sugli altri giocatori rimasti, quindi seconda tornata di buste, e ho strapagato alcuni giocatori che insomma, vedi, Estupignan, che magari non mi faceva impazzire, però è un titolare del Milan. Ho preso Akanji, ho preso Floriani ancora, servono i titolari, quindi non fa niente. Frese, il mio pupillo Ghila. Lovic del Parma secondo me non è un giocatore da sottovalutare, perché va molto come difensore, è uno di quelli che si spingerà più di Del Prato. Marusic, Sarri ci punta, quelli ha, e Palestra. E su Palestra lo sapete, non lo so se quest'anno già sarà performante, ma se questo fosse un mantracalcio, un fantacalcio manageriale, Palestra te lo devi pigliare adesso te lo conservi e poi cresce, perché sono sicuro dell'esplosione di Palestra. A centrocampo prendo Baturinà e anche Sergi Roberto dal Como, e poi tutta una serie di giocatori. E qua che volevo utilizzare Sommer per rafforzare un pochino il centrocampo. C'è Bernabé che mi piace, c'è Conceição, Dele Bashiru potrebbe essere la mezzala offensiva di Sarri sicuramente. Gineitis è uno che è più un regolarista. Luis Enrique scommessa assoluta, non sappiamo quanto giocherà. Pobega in questo momento è infortunato, a me piace, però insomma è un centrocampo dove si poteva fare di più, e io sto cercando di dare Sommer per prendere un centrocampista, ma se Sommer non me lo valutano come un top, io sono costretto a tenermelo, e quindi ho la porta Juve e porta Inter, che al massimo alterno a seconda delle partite. La partita che viene adesso, Juve-Inter, sarà un macello. Penso che metto Di Gregorio, perché mi fido di più di Di Gregorio in questo momento, ma questa è la situazione. Era rimasto libero Lautaro, ho puntato tutto quello che ho. Io di solito non punto mai
tantissimo sulle punte, quelle là che ti dovrebbero garantire, perché se poi non ti garantiscono state buono fantacato. E ho preso poi una serie di filler come Giovane, che è interessante, un giovane interessante, Esposito al Cagliari, Openda, vediamo quanto giocherà, De Ketelaere ha perso un po' di hype sinceramente con Juric, e Cancellieri invece sta salendo l'hype perché si sta prendendo il posto di Isaksen. Non fate caso ai campetti perché poi vediamo, qua non c'è nemmeno modificatore della difesa, quindi probabilmente dovrò giocare a 3 centrocampo e Scars, bisogna vedere. Dopodiché il mantra, quello là serio, così lo chiamano, la prima delle aste che vi ho fatto vedere live, facciamo il recap veloce, ed è qui che ho preso il De Bruyne, tipo la prima chiamata, ho intuito che Meret, qua c'era l'opzione, se prendi il titolare puoi prendere gli altri due se li vuoi, nel momento in cui c'è questa opzione io su Meret punto forte e lo prendo. Dopodiché escono subito, chiamano subito, perché questo era a chiamata, mantra a chiamata, escono subito De Bruyne e mi fanno spendere dei soldi, ed esce anche Nico Paz, e qua io, avendo già De Bruyne, forse avrei dovuto non puntare così forte su Nico Paz, che è un'altra T. Finirò per utilizzarlo in attacco, perché poi alla fine sono rimasto un po' corto di crediti per l'attacco, però Nico Paz stava andando a meno del 10% e andava assolutamente preso a quei prezzi, perché poi quando fai l'asta in virtuale, poi dopo a un certo punto i giocatori finiscono, si cominciano a strapagare giocatori che così, se te li prendi prima, secondo me alle volte è meglio. Non male in difesa, secondo me, ho messo a posto Bastoni, ho preso un Bissek che non so quanto giocherà, Albiol è una presa finale romantica, Kelly, Rensch potrebbe salire adesso di quotazione con il mini infortunio di Wesley, Pezzella gioca, Floriani ancora, Van der Bremt purtroppo è infortunato, lì avrei voluto Voivoda, ma non si poteva fare. Ho beccato Di Marco, ho beccato questo che secondo me è il mio, e secondo me questo potrebbe essere uno dei crack, perché tu devi indovinare i crack, cioè tu non devi basarti solo su quello che è successo l'anno scorso, perché altrimenti un Kean l'anno scorso non se lo prendeva nessuno, e invece dico, non è possibile che la Fiorentina regala soldi alla Juve per un giocatore che non ha potenziale, 0 gol eccetera eccetera, e Kean esplode. Quindi io spero nell'esplosione di El Ayanoui, centrocampista di Gasperini, insieme a Koné, uno va, l'altro resta, c'è qualità, secondo me lo terrei d'occhio. Locatelli, Ricci per le M che ti servono, Yashari preso infortunato a poco, e Zegrova anche resta infortunato, vediamo. Qui mi servirebbe una W, ci sto lavorando su uno scambio. Aggiungiamo Maldini, che tra Maldini e Samardžić qualcuno dovrà giocare in quella zona, vediamo Juric, che Juric non è garanzia, e poi prendo anche DA per coprire Castellanos, che diventa la mia punta di diamante, e poi metto a segno anche Camarda e Stulic. Non so chi dei due poi già alla fine giocherà di più, perché Camarda si punta tantissimo, ma Stulic è un acquisto di Corvino e quindi bisogna tenerlo presente. Passiamo invece al Fantascarso Classic con gli abbonati, e qui non sono riuscito a prendere nelle buste dei portieri top, di conseguenza ho fatto un trittico di portieri. Okoye in questo momento è squalificato, ma De Gea più Suzuki non mi dispiace, quindi come vedete sono tutte strategie diverse, e mi piace anche che in ogni fantasy sia una strategia diversa. Doppia coppia top da una parte, la porta del Napoli dall'altra, qua misto porte, vediamo alla fine quale paga di più. Ho preso Acerbi per lasciarlo in tribuna. Bastoni, Di Lorenzo lasciato libero nella prima tornata di aste, nessuno ci ha pensato, dice vabbè ci puntano tutti, e invece avevo puntato su Gutierrez. Qua sono tanti i meme, il pur bravo Hermoso, Norton Caffi secondo me ha potenziale, non sappiamo quanto giocherà, però è uno che va, così come va Tavares, e poi prendo un Tomori che dovrebbe essere titolare inamovibile. A centrocampo, come vedete, insisto su Conceição, insisto su El Ayanoui. Elmas non potevo non prenderlo, non potevo assolutamente non prenderlo, come il mio pupillo Fazzini, Lobotka per un titolare assoluto, Maldini e Samardžić questa volta li prendo in coppia perché immagino che si potranno alternare, e un ingiocabile a centrocampo è sempre buono, un Mkhitaryan ingiocabile. In attacco l'altro che credo possa esplodere è il signor Ferguson, punta di Gasperini, nel caso in cui si vogliano alternare metto a segno anche Dobbik per sicurezza. Poi c'è Leao che in questo momento è infortunato, quindi mi toglie dei dubbi,
perché Ferguson io lo voglio far giocare sempre. Leao potrebbe essere quello che, se Allegri gioca sempre in contropiede, potrebbe avere spazi e far male, però io credo molto in Pellegrino del Parma. Vlahovic l'ho preso a 1 cioè voglio dire, a 1 si prende Vlahovic, perché poi qualche partita alla fine la farà, però c'ho il doppio Juve e se ne devo mettere uno io c'ho Ildiz, che in questo momento, ve lo ripeto sempre, chiedo scusa a quelli che mi seguono con assiduità se ogni tanto devo ripetere delle cose, ma ci sono anche dei nuovi iscritti che devono sapere come la penso. Ildiz è l'unico giocatore che da quando l'ho visto mi ha dato delle vibes alla Kvara, e quindi deve stare nella mia squadra, perché potenzia ogni anno è l'anno in cui si può consacrare definitivamente come un campione. Quindi come vedete non è che uno è tifoso del Napoli e quindi solo i nostri sono buoni, gli altri sono tutti scarsi. Per me Ildiz è un potenziale campione. Dopodiché andiamo a vedere la rosa creata insieme a Davide quando abbiamo fatto il mantra scarso insieme. Io ero a raccontare l'asta, lui era a fare i rilanci e secondo me si è comportato molto bene. Finiamo con la porta mista, Butez, Leali e Suzuki. Questa è roba che con il D-Factor, comunque includendo anche il portiere, qualche buon voto lo possono avere. In difesa vedo dei pupilli, vedo un Ghila che a me piace, lo sapete. Lukumi non lo so quanto poi alla fine giocherà, se è ancora distratto. C'è Rachmani che quando torna dall'infortunio è una certezza, così come Solé. Thiago Gabriel sta in crescita. Vasquez mi piace. Vasquez quando ce l'hai contro ti dà sempre quella sensazione che può marcarti la tua punta e anche farti male in attacco. Tavares lo mettiamo a punto insieme a Vaglie e a Voivoda. Vedete, è arrivato Voivoda, ma gli esterni non sono finiti. C'è Gosens, c'è Palestra, quindi c'è l'imbarazzo della scelta sugli esterni. Poi c'è Bondo che è un regolarista mediano, Frendrup un altro regolarista mediano, Ndur che potrebbe funzionare anche come mediano, e poi il talento di Atta, altro giocatore che potrebbe esplodere quest'anno definitivamente. Foloruscio qualche bonus te lo può portare, così come Stancio molto interessante, e Van de Putte. Questo è proprio un quartetto di mini slot di grande talento che se fanno la giornata, che se indovini quando schierarli ti portano soddisfazione, ti possono portare soddisfazione. C'è Giovane, c'è Leao, ma c'è Sule e c'è Castro, tutti giocatori che mi piacciono moltissimo. Gimenez dobbiamo capire se noi dobbiamo adesso scoppiare probabilmente con gli scambi tra Leao e Gimenez, se qualcuno offre qualcosa di decente, perché il valore ce l'hanno. Nel frattempo noi siamo così pronti ad affrontare il primo mantra degli amici Bellini abbonati, che già sta esplodendo su tutti i social, sui nostri social privati. Oh, è arrivata, aspetta, è arrivata la novità e adesso lo facciamo parlare, perché Nangolana mi ha risposto, non ha risposto a me, ma gli amici Bellini me lo stanno mandando. Eccolo qua. Sembra quasi che sei poco. Allora, tanta gente si è offesa con l'accento, ma noi te lo passiamo perché sei straniero e quindi è normale, non è facile parlare italiano, lo sappiamo. Non ho detto niente di male, ho detto che McTominay è forte ed è perfetto per il gioco di Conte. Non hai detto così, hai detto non ti piace, hai detto segna, però io sono un'altra cosa. Perfetto per il gioco di Conte lo ha detto Tony, lo ha detto quell'altro. A me piacciono altri tipi di giocatori, ma ora vorrei imparare dei napoletani. Se dico che Hamsik è lo stile di giocatore che a me piace, cosa diranno? Che McTominay è anche più forte di Hamsik? Io non capisco davvero la gente. Un gran saluto anche a te. Non parlare proprio di Hamsik, non ti permettere proprio, perché se poi andiamo a prendere le statistiche di Hamsik, tu nel prime come ti metti? Ti metti a confronto pure con Hamsik. Hamsik si poteva paragonare solo con Pogba, un Pogba perfetto nel suo prime assoluto, senza la testa per le nuvole. Si poteva, come tecniche, come anche realizzazione di gol e di si poteva paragonare solo a quello. In Italia non c'era roba come Hamsik, non ce n'era proprio, quindi non ti permettere proprio di paragonare e di fare. Ad oggi è chiaro che sono due giocatori imparagonabili, così come non dovevi tu paragonarti a McTominay, perché dici anche dei numeri sbagliati. Allora, se dici i numeri giusti, allora uno accetta l'opinione. Da New York, Valero Fluido è tutto. Domani la conferenza, che è qualcosa di tangibile. Le parole di Langolan lasciamole stare.